Il sindaco rientra domani, scriverà una lettera al governatore Zaia e siamo sicuri che il governatore risponderà a breve giro di posta. Il braccio di ferro è servito e continua tramite missiva quella che il sindaco Giovanni Manildo spedirà nelle prossime ore alla regione. Sul piatto c'è lo smog che soffoca il capoluogo della Marca, 3 sforamenti consecutivi di PM10 oltre la media dei 100 microgrammi, il famigerato livello di criticità 2, quello che imporrebbe il blocco delle auto Euro 3. Ma Casugana non segue i comuni veneziani, vicentini e padovani. Niente stop. Il messaggio è chiaro perché Treviso ribadisce ancora una volta come sia la regione a dover intervenire con le sue linee guida. Non si capisce per quale motivo debba essere soltanto il comune capoluogo, visto che l'area non va per compartimenti stagni, ma devono essere quindi tutti i comuni della provincia, visto che l'inquinamento è su tutta la provincia, a dover intervenire. Uno stop che ha provocato uno scontro nella giunta di Manildo. L'assessore all'ambiente Luciano Franchini era pronto a dare l'ok al blocco, ma è stato fermato. C'è stato un confronto molto aperto rispetto a una posizione legittima dell'assessore all'ambiente che portava queste preoccupazioni che del resto noi abbiamo condiviso. Poi però ha prevalso la linea della richiesta a Palazzo Balbi. Inutile fare blocchi a Treviso se i comuni limitrofi non si muovono allo stesso modo. Ed ecco allora la lettera con l'appello diretto a Luca Zaia. Fai rispettare queste linee guida, impone a tutti quanti i comuni di adottare delle ordinanze antismog più serrate.